Fleximan, bentornato. Buonasera a tutti. Ciao Fleximan. Ciao, buonasera. Dico, mi fai ridere perché c'hai veramente un naso particolare, no? Intanto come stai? Come sta andando? Soprattutto il tuo percorso? Da sotto il passamontagna scappava da ridere. Senti un po', no, dico, senti un po' come va il tuo percorso di disintossicazione del flessibile? Intanto, Insomma, dai, come dico sempre, quando mi scappa in ascensore e magari non arriva, devo tenere duro. Sì, beh, sì. Ormai c'è quasi 2 mesi che non tocco una lama. Vedi, addirittura, In casa non ce n'ho più neanche una. E quelle che vediamo lì nel garage? A parte che è la mia cameretta. Comunque queste sono a salve. Salve! In casa non ce ne sono più, neanche le lamette Bic per farmi la barba. Me la taglia il mio cane a smorseconi. Ho buttato via tutti i cortei, le bistecche le taglio col martello e scopello, i panetti li taglio con le unghie, via tutto. La cicolata la spalmo col frattone. Col frattone. Basta roba che ha a che fare con le lame, non partecipo più neanche ai cortei. Mi sembra che tu ce la stia facendo, che sei sulla buona strada. È dura, ma ce la devo fare. Sì. Ogni tanto faccio sogni strani. Addirittura. Con una mano mi sfioro, io rento la stanza che se non esco moro. Ma poi mi ricatto fuori a volteggiare in punta di piedi inte la superstrada tra Montebelluna e Spresiano. E volteggiando leggero come una falena, tra giravolte, pirolette, plié, arabesche, gransietè, che se non fosse per la bolla ci somiglierei a Roberto Bolle. Mi desto dinanzi a un autovelox di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale e ignoranza naturale. Uno di quelli che ti legge nel pensiero anche a 200 metri di distanza e capire se per caso hai anche solo l'intenzione di accelerare, ioppandoti una multa da gatto e cavandoti tutti i punti della patente, tutti i punti dell'Inter sulla Juventus e anche i punti fragola dell'S lunga. Allora mi fermo. Lo guardo dritto in teleobiettivo. Giusto, sì. Mi guardo Elo, Elo mi guarda me. Ne porto la mano sul fodero del flessibile. Attenzione. Senza mai sbassare gli occhi. Certo. Finché con uno scatto felino come il gatto del Kit Kat quando gli versa la scatoletta e con un colpo secco come quel de Gammon del Lupin terzo lo seguo via prima che la sua intelligenza artificiale si renda conto delle cose che è successo. A quel punto mi sveo di soprassalto. Tutto sudato che paro Zucchero Fornaciari dopo 11 serate di fila in arena. Non è una bella immagine, Non è una bella immagine, posso confermare. Tra l'altro Zucchero l'ho visto anch'io a velo. Salutiamo gli amici dall'Essinia. Mi sveo col fiagrando come Gelindo Bordin quando che ha vinto l'Olimpiadi a Seul. E tutto spaventato mi guardo intorno. Mi dà un spisigotto nella rece. E penso, che a vacca, ma se solo un sogno? Era solo un sogno. Un brutto sogno. Non ci sono ricascato rento un'altra volta, per fortuna che a vacca. Allora giro il galone e ricomincio a ronfare. Però il pensiero, capisci, se sempre lì non ne sono proprio uscito del tutto. Ma è normale, Nick, no? Sì, è normale, si può fare questi sogni, però avevi anche un altro hobby, vero? Aveva la pittura, come va? Dipinge ancora? Sì, ma basta su tela. No? Adesso mi sono dato la pittura solidale sull'asfalto. Com'è? Madonnaro, No! Pitturo di bianco i stali blu dei parcheggi. È pittura solidale, no? In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.